È bello vedere che siamo la prima provincia in Italia delle regioni a statuto ordinario, perché ricordo che Trieste e Trento sono insomma sono due province di regioni a statuto autonomo. La provincia di Treviso occupa il terzo posto nella classifica dell'Institutional Quality Index, l'indice che misura la qualità delle istituzioni pubbliche a livello provinciale in base a dati oggettivi come servizi pubblici, attività economica territoriale, giustizia, corruzione, livello culturale e partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. È un risultato che paga il lavoro costante di sempre piccoli passi in avanti, supportato dallo staff della provincia e comunque con indicazioni chiare. Un riconoscimento, aggiunge Marcon, che gratifica e pone in evidenza la qualità della vita in una provincia di Treviso passata dal 10° al 3° posto negli ultimi anni. Efficienza, partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, un sistema di sanità e di giustizia che funziona, un supporto del pubblico al privato. A guidare la classifica due province di altrettante regioni a statuto speciale, da qui una considerazione legata all'autonomia a cui il Veneto punta. Ho fatto riferimento a quelle due regioni a statuto autonomo che vedono sempre primeggiare quei territori su quelli a statuto ordinario perché godono già di alcune forme di autonomia che aiutano. Laddove c'è autonomia c'è maggiore responsabilità e ciò non significa favorire gli altri, significa mettere in evidenza i modelli positivi e cercare che altri territori li mutuino. Noi potremmo essere sicuramente d'esempio.